Il sindaco di Padova Sergio Giordani non intende arretrare sulle famiglie arcobaleno, nonostante il monito del prefetto, accompagnato dalla richiesta di un incontro immediato sul riconoscimento dei bambini delle coppie omosessuali. Il sindaco di Padova Sergio Giordani mantiene la sua rotta. Sul tema della registrazione, dice Giordani, all'anagrafe delle figlie e dei figli di coppie omogenitoriali, sono convinto che Padova e il sottoscritto si muovono nell'ambito delle norme. Lo ha chiarito ieri mattina il sindaco di Padova dopo la tensione scatenata dall'annuncio dello stop alle registrazioni a Milano, seguita sempre ad un ordine prefettizio di ottemperanza a una recente pronuncia della Cassazione. Sono pronto e disponibile a confrontarmi con la consueta lealtà istituzionale e collaborazione con la prefettura, aggiunge Giordani. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 22 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda le famiglie arcobaleno e la battaglia per i diritti. Come abbiamo sentito, a Padova il comune acconsente al riconoscimento dei figli solo se si tratta di una coppia di due donne. Il sindaco sostiene ci muoviamo all'interno delle norme, sono pronto a confrontarmi col prefetto, dice Giordani, ma vediamo cosa sta succedendo. Recentemente la Cassazione, con la sentenza 38.162 pubblicata il 30 dicembre 2022, ha affermato che la tutela del minore figlio di coppia dello stesso sesso può essere assicurata ordinariamente attraverso la sua adozione. Dopo la Cassazione è arrivata una circolare del Ministero dell'Interno che ha richiamato i prefetti ad assicurare questo indirizzo con una comunicazione ai sindaci. Sulla stessa linea si stanno muovendo anche alcune procure. Da alcuni anni i comuni stanno adottando procedure sul filo dell'interpretazione normativa per consentire il riconoscimento delle coppie omogenitoriali. Ora, messe alle strette, chiedono un intervento legislativo definitivo. Questo il punto sul Corriere del Veneto di oggi. Vediamo alcune dichiarazioni da parte di altri sindaci, oltre a quello di Padova. Abbiamo Damiano Tommasi, sindaco di Verona, dice: ritengo che le amministrazioni locali debbano essere allineate sulla posizione da tenere e sulla proposta da portare all'attenzione del legislatore. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia: il tema dei bambini esiste, effettivamente casi come questi vanno normati, ci sono 1000 complicazioni, ma partirei dai diritti di chi nasce. Mario Conte, sindaco di Treviso, leghista e presidente dell'ANCI Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: alla luce dei provvedimenti delle prefetture invito tutti alla cautela, non c'è una posizione ideologica, siamo chiamati a rispettare la norma. Tanto torniamo a Padova, 32 i bambini sono i figli di coppie omogenitoriali iscritti all'anagrafe di Padova a partire dal 2017, quando si è avviata la procedura. Il comune di Milano acconsentiva, a differenza di Padova, al riconoscimento anche dei figli delle coppie di uomini. Adesso però lo stop deciso direttamente dal Ministero, lo stop che ha appunto scatenato la protesta e ha visto in questo fine settimana delle grandissime manifestazioni, a partire da quella di Milano con 10.000 persone in piazza, ma anche in Veneto, ad esempio a Padova, domenica centinaia manifestanti hanno sfilato per i diritti delle famiglie arcobaleno nel capoluogo euganeo. Nel frattempo, sulle pagine del Gazzettino troviamo il consueto sondaggio dell'Osservatorio Nord-Est curato da Demos, che oggi si concentra proprio sulle adozioni e le coppie omogenitoriali. Il Nord-Est è diviso a metà, ma stanno crescendo sensibilmente i sì, quindi il 50% è favorevole, l'altro 50% no, ma 12 anni fa i contrari erano quasi il 70%. Si amplia quindi il consenso verso i diritti delle famiglie non tradizionali. C'è quindi la questione delle adozioni, la domanda: lei è favorevole o contrario che sia concessa la possibilità di adottare bambini se si tratta di coppie eterosessuali? La risposta è sì nell'83% dei casi, persone singole anche qui sì nel 71% dei casi, coppie omosessuali la percentuale scende al 50%, ma appunto solo 12 anni fa i favorevoli erano attorno al 30%, quindi molti meno. C'è stata una evoluzione e per capire come mai basta guardare
il sondaggio diviso per classe d'età. Se si parla di adozioni per le coppie omosessuali, ad essere favorevoli sono la stragrande maggioranza, quasi la totalità dei giovani nelle fasce 18-24 e 25-34. I favorevoli sono l'80%, una percentuale che scende al 50%. Poi nella fascia 35-44 anni i 45 anni fino ai 54 anni sono favorevoli al 57%, quindi fino ai 54 anni la quota di persone favorevoli alle adozioni per le coppie omosessuali è la grandissima maggioranza. Crolla invece il consenso, e quindi contrari ai diritti delle famiglie arcobaleno di fatto sono in modo maggioritario gli over 55 e ancora di più gli over 65. Naturalmente è molto evidente l'influenza della politica. Contrari alle adozioni per le coppie omogenitoriali sono gli elettori dei partiti della destra, in particolare quelli di Forza Italia. Solo il 23% è favorevole, Lega 35%, Fratelli d'Italia 27%. Questi sono gli indici appunto di consenso verso la possibilità di adozioni da parte delle famiglie, delle coppie omosessuali. I partiti del centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo invece viaggiano su percentuali molto più alte, dal 70 all'80%, quindi sono gli elettori di queste forze politiche, le forze politiche progressiste, diciamo, assolutamente favorevoli a tutelare i diritti delle famiglie arcobaleno. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. La politica regionale. Ieri in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini il dibattito sulla conclusione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, in particolare della seconda ondata da coronavirus. Leggiamo subito il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi: Covid, scontro in aula sulla mancata zona rossa. L'illustrazione in Consiglio regionale delle relazioni della commissione d'inchiesta di maggioranza e quella di minoranza sulla gestione della seconda ondata. Per la prima volta, infatti, negli ultimi anni una commissione d'inchiesta regionale si è conclusa non con un unico documento, con un'unica relazione, ma con due distinte, appunto, analisi, una firmata dalla maggioranza e una dalla minoranza. Uno scontro quindi anche sui dati, con la maggioranza che sostiene Luca Zaia, che invita l'opposizione a denunciare la giunta in procura se è naturalmente davvero convinta delle sue posizioni. Allora abbiamo le dichiarazioni di Sonia Brescaccin, presidente della commissione sanità in Consiglio regionale. Dice: potevamo attivare 1000 posti letto di terapia intensiva, il nostro organico poteva garantire che funzionassero. Risponde Vanessa Camani del Partito Democratico: noi non siamo un tribunale, sarà la magistratura a individuare eventuali profili di dolo o colpa. La notizia anche sul Corriere del Veneto, che ricorda nella seconda ondata 8.282 vittime in Veneto, numeri altissimi e tra l'altro eccezionali, nel senso che non trovano paragone con altre realtà del paese. Il Veneto nella seconda ondata ha il tasso di mortalità più elevato tra le grandi regioni. Commissione d'inchiesta Covid, quindi vediamo il titolo dell'articolo di Michela Nicolossi Moro sul Corriere del Veneto: il Consiglio approva le conclusioni, morti non evitabili in area rossa. Questa naturalmente è la tesi sostenuta dalla maggioranza, e quindi il Corriere del Veneto dà anche atto dello scontro che appunto c'è stato in aula. L'opposizione non vota la presa d'atto finale e accusa Zaia di aver alterato i dati per restare in zona gialla. L'assessora Lanzarin difende il presidente e la giunta: abbiamo fatto di tutto per proteggere i veneti.
Infine il Gazzettino, Covid, la regione spaccata, e adesso tocca alla procura. Dopo la commissione d'inchiesta passa la relazione innocentista del centrodestra. Zaia non c'è, assente in aula, la minoranza giudica questa assenza del presidente Zaia irrispettosa. Le dichiarazioni del capogruppo della Lega Giuseppe Pan, che parla di accuse subdole al governatore. Di nuovo le dichiarazioni di Sonia Brescaccin, presidente della quinta commissione. Il Veneto è stato un modello è evidente a tutti, tranne forse a qualche senatore a Roma. Il riferimento naturalmente implicito non può che essere a Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell'Università di Padova, ora senatore con il Partito Democratico. Vanessa Camani del Partito Democratico ritorna sulla tesi secondo cui è stato aumentato il numero dei posti letto in terapia intensiva proprio per evitare la zona rossa. La relazione finale della commissione è passata con 37 voti a favore in Consiglio regionale. Anche il Gazzettino ricorda appunto gli oltre 8.000 morti in Veneto durante la seconda ondata del virus nell'autunno-inverno 2020. Insomma, non esiste ancora una verità condivisa sulla pandemia del coronavirus e in particolare sulla gestione della seconda ondata da parte della regione del Veneto. Nel frattempo, il Consiglio regionale attiva la possibilità delle sedute in collegamento streaming, cioè di partecipare ai lavori dall'aula da remoto, non solo per chi è positivo al coronavirus, ma anche per le consigliere regionali incinte e per i periodi di maternità e paternità delle consigliere e dei consiglieri regionali. Sempre notizie dalla regione: Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ancora assente dopo la sanzione, pur potendo rientrare in aula perché il provvedimento di censura con i 5 giorni di sospensione dal Consiglio regionale è terminato lunedì. Ieri Gio Formaggio non si è presentato a Palazzo Ferrofini. C'era invece Milena Cecchetto, la consigliera leghista, che nelle scorse settimane ha detto di essere stata molestata dal collega vicentino. Parole e accuse che hanno poi portato alla censura dell'esponente di Fratelli d'Italia da Palazzo Ferrofini. Appunto, poteva rientrare Gio Formaggio, non l'ha fatto, ancora assente quindi dal Consiglio regionale, ma si è parlato di lui ieri in una interrogazione della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che aveva chiesto alla giunta Zaia di prendere le distanze dalle parole offensive nei confronti della comunità LGBTQ+ pronunciate proprio dal consigliere di Fratelli d'Italia nell'aula del Consiglio regionale durante la discussione della mozione Veneto Pride il 10 gennaio scorso. L'amministrazione regionale, dice Baldin, rispondendo alla mia interrogazione, ha dichiarato di rifarsi ai principi del diritto costituzionale e internazionale ispirati al rispetto di ogni libertà, parole che implicitamente segnano un solco rispetto alle dichiarazioni oscurantiste di Formaggio, ma da parte della giunta Zaia non ho sentito nessuna censura esplicita nei confronti del consigliere, dice Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, soddisfatta quindi a metà della risposta ottenuta da parte della giunta regionale. Alla Lega chiedo coerenza e coraggio. A giugno il Veneto faccia come altre regioni, conceda il patrocinio alle manifestazioni Pride. E vedremo se questo accadrà, naturalmente anche dopo le recenti aperture da parte dello stesso presidente della giunta regionale Luca Zaia sui temi appunto dei diritti, in particolare della comunità LGBT+. Vedremo se si tratta soltanto di parole o se seguiranno atti concreti. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre notizie. La prima riguarda la siccità. La bolletta media dell'acqua sale a 444 euro e nel bellunese la dispersione di risorsa idrica arriva a toccare picchi del 70%. La spesa tipo di una famiglia veneta risulta in crescita del 7,5% rispetto al 2021. Si tratta di uno studio di Cittadinanza Attiva che dice: con un uso consapevole sono possibili risparmi fino a 117 euro l'anno.
Insomma, sono i costi della dispersione idrica in Veneto, costi in aumento. Troviamo questa notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, dove si fa anche il bilancio delle precipitazioni dopo un febbraio completamente a secco, con un calo del 96% delle precipitazioni rispetto alla media storica. Anche in marzo la pioggia è insufficiente, sono scesi appena 17 millimetri di pioggia. E allora vediamo sul Gazzettino di oggi, in cui si parla ancora dell'emergenza ambiente e siccità. Il Veneto studia l'ipotesi dei dissalatori. Secondo il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, si tratta di costi affrontabili, quelli appunto dei dissalatori. Una ipotesi questa portata avanti da Unioncamere, che parla di una priorità almeno per il 2024. Si tratta di una necessità economica, quella di ottenere l'acqua appunto desalinizzando quella del mare, una ipotesi di cui si parla a Jesolo, dove il sindaco dice: le imprese ci pensano, da capire posizione e spesa. Intanto il governo ha nominato un commissario e la cabina di regia per appunto l'emergenza siccità. Giorgia Meloni dice: abbiamo ereditato una questione complessa, insomma, come sempre dichiarano tutti i governi ad aver ereditato i problemi dei precedenti. Ma sul Corriere del Veneto torniamo invece a una dimensione più locale del problema: guerra dell'acqua tra Veneto e Trento. Ora arriva un commissario come mediatore. Parliamo appunto sempre dell'emergenza siccità. Zaia cerca di indorare la pillola, dice: con Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, ci sono ottimi rapporti e è lui a decidere, non il suo assessore, l'assessore trentino, che ha chiesto 300 milioni di euro dal PNRR e ha rivendicato la priorità per i trentini per quanto riguarda gli interventi appunto in materia di risorsa idrica. Ha detto questo assessore trentino: solidarietà al Veneto, ma prima viene la nostra agricoltura. Zaia ribatte: serve un piano Marshall che includa anche la desalinizzazione. L'ultima notizia relativa alla emergenza siccità e alla questione dell'acqua, ci si pensa poco ma è collegata. L'idroelettrico è impicchiata, quasi dimezzata l'energia prodotta negli ultimi 3 anni. Naturalmente, se c'è meno acqua anche i fiumi riducono la loro portata e quindi la capacità di produrre energia. Secondo Nomisma il fotovoltaico non basterà. Insomma, c'è un problema relativo anche alla produzione di energia elettrica come conseguenza della siccità. I dati sul Corriere del Veneto di oggi in un articolo di Martina Zambon. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. Ieri il ministro dell'istruzione Valditara, in visita in Veneto, incontra il presidente della regione, dichiara: dopo il caso di Rovigo è necessaria la linea dura verso i bulli. Rovigo, dove una insegnante era stata filmata mentre riceveva dei colpi di pistola a pallini da parte dei suoi alunni. Ribadisce però Valditara che è inutile sospendere i bulli. La legalità comincia in classe. Si parlava naturalmente della giornata del ricordo delle vittime di mafia. Zaia ribadisce: a cambiare scuola devono essere gli autori di violenza, non le loro vittime. Questo purtroppo però non è accaduto ad esempio nel Veronese nei giorni scorsi. Di recente ne abbiamo parlato in una recente puntata di Sveglia Veneto, il caso di uno studente di 12 anni che è vittima di bullismo, è stato ritirato da scuola dai genitori, che sono stati costretti a appunto cambiargli scuola dopo reiterati episodi di bullismo. Sono interessanti anche le dichiarazioni di Zaia, che propone di spedire i bulli nelle RSA.
quindi all'interno dei centri servizi per anziani. Anche queste strutture in questi giorni nell'occhio del ciclone, dopo il caso della struttura di San Donà di Piave chiamata la casa di riposo degli orrori, dove alcuni operatori sociosanitari sono stati arrestati con accuse pesantissime di maltrattamento nei confronti degli anziani. L'ultima notizia di oggi: l'Arena di Verona è stata condannata per i concerti tra virgolette invisibili. Questo è il titolo sul Gazzettino. Le persone disabili non riuscivano ad assistere agli show perché erano coperti da chi si alzava in piedi, una condotta discriminatoria che dovrà essere appunto modificata, rettificata. L'Arena di Verona dovrà costruire una pedana rialzata per appunto le persone disabili, naturalmente con alcune disabilità in particolare di tipo fisico. Il sindaco Tommasi parla di una sfida: rendere accessibile anche la gradinata in ottica delle Olimpiadi invernali. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.